Finisce a reti bianche la sfida ad alta quota del Munafò, dove Fondachelli e Città di Sant'Angelo si annullano al termine di un match combattuto, intenso ma povero di reali emozioni. 1-0-0 che lascia tutto invariato in classifiche, anzi consente ad entrambi di avvicinarsi alle prime della classe. Partenza sprint dei padroni di casa, dopo pochi minuti Antonio Torre a far tremare la difesa ospite con un destro secco che sfiora il palo per centimetri. Il Sant'Angelo risponde con carattere, prima Caminiti viene murato da Palmitano, poi Taviano costringe Piccolo a una parata decisiva. Gli ospiti crescono e ci provano ancora con Taviano dalla distanza, palla alta di poco. Nella ripresa il Fondachelli torna in campo con un'altra energia, Calabrò ci prova col mancino ma trova solo l'esterno della rete. Dall'altra parte il Sant'Angelo tenta di colpire in ripartenza, con Piccolo attento in uscita a chiudere ancora su Caminiti. Il match si accende al 78esimo, i biancoverdi reclamano l'espulsione di Palmeri per un intervento su Calabrò, ma il direttore di gara opta per il giallo. Poco dopo proteste anche per un mano in aria di passa l'acqua, l'arbitro dice di no. La pressione del Fondachelli aumenta, su calcio piazzato gli uomini di Grasso mettono in difficoltà la retroguardia avversaria che si salva in angolo. Tripi pochi minuti dopo ha la chance migliore ma calcia male da posizione invitante e, come spesso accade sull'azione seguente, è il Sant'Angelo a sfiorare il colpo grosso con Lucifero che scappa in campo aperto ma trova ancora una volta un super Piccolo a dirgli di no. Nel finale i padroni di casa tentano l'assalto ma le conclusioni operate dai biancoverdi non producono il vantaggio sperato. Con questo pareggio il Fondachelli sale a 11 punti agganciando il quinto posto e restando a -2 dalla vetta. Il Città di Sant'Angelo si porta invece a quota 10 in una classifica corta e sempre più avvincente. È stata una partita in cui potevamo fare veramente tanto e siamo entrati un po' sottovalutando, al mio punto di vista, gli avversari. Abbiamo creato ben poco, potevamo fare molto di più sinceramente per la squadra che siamo, per quelli che conosco i miei compagni singolarmente e anche a livello di squadra. Nel secondo tempo credo che siamo entrati con una marcia in più, questi sono 2 punti che rimpiangeremo sicuramente. Siamo sempre avanti di un punto, però dico, dal mio punto di vista non guardiamo a quelli che ci sono dietro ma a quelli che ci sono avanti di noi per essere lì in cima alla classifica. Abbiamo espresso un bel calcio, ma anche alla squadra avversaria devo dire che abbiamo trovato una squadra molto preparata sia tecnicamente che tatticamente. Ma il Sant'Angelo ad oggi non si pone degli obiettivi importanti se non quello di divertirsi e dimostrare a tutti partita dopo partita il proprio potenziale. Quello che viene ci prendiamo, playoff o salto di categoria.